Qui riuniti in un'alleanza per difendere un'Europa che si va dal basso, per difendere gli investimenti su regioni e città. Quali sono le prospettive di questa battaglia? Ma soprattutto per difendere i valori fondanti dell'Unione Europea. Ricordiamoci che le autonomie locali, la sussidiarietà, il valore appunto anche dell'impegno delle regioni e delle città era alla base dei trattati europei. Noi difendiamo questo tipo di valori. Noi vogliamo un'Europa che funzioni verso il basso, non un'Europa che arrivi solo con direttive non sempre chiarissime o con iniziative che vanno a diciamo anche impedire l'attività e lo sviluppo sul territorio. Quindi l'Europa dei fondi di sviluppo regionale, le attività di coesione, le cose che hanno funzionato facciamole funzionare ancora. Ecco, una delle ipotesi che girano è di tagliare i fondi alle regioni più sviluppate. Per esempio il Veneto è sicuramente una regione con delle performance economiche elevate e perderebbe però uno strumento importante. Perché questo strumento è importante anche per una regione come il Veneto? Perché se fermiamo le locomotive d'Europa, le locomotive dei vari paesi, tutti quanti ne hanno a perdere. Noi con i fondi di sviluppo regionale abbiamo fatto iniziative per le attività produttive, per lo sviluppo anche della pubblica amministrazione, per iniziative che vanno nei singoli comuni, che hanno arricchito il territorio, hanno dato miglior qualità della vita ai cittadini e hanno permesso alle imprese di essere competitivi in un momento anche di crisi. Se andiamo a togliere benzina alle locomotive d'Europa, ci rimette tutta l'Europa. Più tardi nella plenaria parlerete anche di immigrazione, che è un tema delicato. I fondi strutturali aiutano i territori a far fronte alle emergenze, ma anche all'integrazione di lungo periodo. Nell'intervento dell'Europa a fianco delle comunità locali che hanno la sfida di integrare i migranti, c'è anche una domanda di fondi strutturali. Ricordiamo che sui 5 miliardi spesi dal sistema Italia per l'accoglienza agli immigrati nel 2018 arrivano solo 130 milioni dall'Europa, quindi risorse assolutamente esigue rispetto all'entità del problema. I fondi strutturali però, almeno fino adesso, hanno avuto indirizzo e iniziative che riguardano sviluppo economico, non sicuramente assistenza. Il Fondo Sociale Europeo è stato utilizzato per coprire cassa integrazione in deroga, iniziative che hanno appunto bisogno di cose appunto in questo momento anche urgenti. Sugli immigrati io direi che i fondi per lo sviluppo regionale non devono essere toccati da questo tipo di purtroppo problema. Quindi una dotazione ad hoc, più risorse su questo capitolo in modo specifico. Il problema va gestito alla base con iniziative direttamente nei paesi sottosviluppati dell'Africa, però appunto non possiamo toccare i fondi di sviluppo regionale per iniziative che hanno un valore tra virgolette sociale.